0888 0240 09 0888. Naturalmente si tratta di un viaggio dedicato alle Fiandre e alla Valogna come due identità che pur compongono una realtà federale che sicuramente ha certi requisiti vero diversi da altre realtà. Segnalo anche della serie Ricorrenze i 70 anni dell'apparizione di Bonate. Questa trasmissione naturalmente è una trasmissione laica, decisamente laica, ma avvenimenti come quelli relativi alla Madonna di Bonate, che ha visto protagonista la Roncalli tantissimi anni fa, esattamente 70, avvenne proprio sotto l'egida di una primavera estremamente calda e temperata, appunto quella del 44. Sono passati 70 anni, è giusto ricordarlo. Naturalmente quello che poi di tutta la vicenda di Bonate, ne abbiamo già parlato, appare come piuttosto inquietante il fatto che il mondo ecclesiastico, anche e soprattutto quello locale, lombardo e bergamasco, si è sempre mostrato scettico su quanto poi ha raccontato Adelaide Roncalli sul fatto dell'apparizione stessa. Ma e comunque in ogni caso, al di là del fatto in sé, della vericità o meno e del misticismo come valore o meno, rimane così, insomma, un'ingiustificata, secondo noi, mancanza di attenzione nei confronti di quella che io ho chiamato la Lourdes padana. Era il maggio del 44, appunto. Io vorrei parlare oggi però di un bellissimo libro che fa piacere leggere dopo tanto tempo in cui gli scrittori maggiori, più conosciuti, non parlavano di Padania e non parlavano di radici identitarie e padane. Parliamo di Sebastiano Vassalli, Terre selvagge. Sebastiano Vassalli è sicuramente un grandissimo scrittore, è nato nel 1941, è protagonista di alcuni passaggi d'epoca, all'inizio avanguardista negli anni 60, successivamente attento, in età ancora giovane, all'identità padana, al punto addirittura, ma non lo è più da molto tempo, anzi sul Corriere della Sera lancia strali difficili da digerire, ma a suo tempo fan dei movimenti leghisti e federalisti in Italia. In ogni caso, con La Chimera, all'inizio degli anni 90, che penso molti di voi abbiano letto, regala alla letteratura italiana e padana un capolavoro assoluto, appunto, che parla di questa strega, questa giovane strega, tra virgolette strega naturalmente, della zona del Novarese. Ecco, proprio nel Novarese e nel Vercellese ritorna Sebastiano Vassalli con Terre selvagge. Terre selvagge, Campi Raudi, è un romanzo saggio, perché è un po' scritto come narrazione fantastica, un po' come cronaca di quello che secondo lui è realmente avvenuto in una battaglia di circa 100 anni prima di Cristo, dove Mario e Silla, che poi si affronteranno a Roma all'ultimo sangue, riusciranno a far fuori i Cimbri. I Cimbri erano una popolazione del nord, dell'estremo nord dell'Europa, arrivati forse dalla Danimarca, che erano riusciti a vincere tante battaglie, erano arrivati in Padania e erano riusciti a vincere anche in Trentino, e avevano cominciato a far tremare Roma, come era accaduto peraltro anche con Brenno per i Galli qualche tempo prima. E proprio nella zona abitata dai Galli, dai Celti di allora, appunto, tra Vercelli e Novara, avviene la battaglia che appunto ancora oggi passa come Campi Raudi, che ci spiega Vassalli significa terre selvagge, poco coltivate, la battaglia fra i Cimbri, quindi di origine teutonica, e i Romani, ai danni però naturalmente dei Celti e dei Galli che abitavano lì. E qui devo dire, come si fa a non vedere così un ammiccamento fortemente identitario in queste pagine? Vassalli ci descrive come funzionavano i villaggi celtici, con quanto amore erano organizzati, quali erano i protagonisti a livello religioso, dai sacerdoti alle divinità, i druidi e divinità. Ci descrive diciamo la serenità con cui gli abitanti, che si videro sconvolgere dalla mattina alla sera la loro vita in conseguenza del conflitto fra Cimbri
visti comunque sempre come stranieri, e Roma, e i romani, visti ancora più come stranieri, ma che appunto avevano una tale amore per la loro terra da riuscire ad armonizzare in senso assoluto. Poi si ritrovarono i loro campi raudi, appunto, le loro terre baciate dalla sesia e da tantissima fauna e vegetazione straordinaria, si trovarono insanguinati dai morti, dai migliaia e migliaia di morti, cimbri, ecco, qualcuno anche romano, in conseguenza della battaglia. È un bel libro perché? Perché non è scritto da saccente, non è scritto così da professore universitario, è scritto da persona che vuol far capire che cosa? Beh, che la Padania esiste, secondo noi. Poi naturalmente, se debitamente intervistato, lo stesso Vassalli dirà di no per diplomazia, però come si fa di fronte a un libro del genere che esalta l'armonia dei Galli, del Piemonte orientale, rotta appunto dai romani e descritti nella loro perfidia, nel loro calcolo, come si fa a rimanere indifferenti? E questi sono libri da leggere, che non so fino a che punto poi potranno passare nelle scuole o quant'altro, perché certamente Vassalli aveva poi abbandonato negli anni zero il discorso strettamente identitario, si era dedicato ad altre parti del mondo, comunque ad altre tematiche, tutte interessanti. Ricordiamo anche un suo interessante libro dal titolo Sangue e Suolo, ma in realtà era sempre rimasto legato evidentemente alla sua madre terra. Sappiamo poi lui abitare, Vassalli, in una cascina rinnovata, ristrutturata della Bassa Novarese. Sappiamo poi quanto lui effettivamente ami quel mondo che lo ha generato e lo ha coltivato. Naturalmente ritorneremo su questo libro, perché è un libro di circa 300 rotti pagine che merita di essere visto con calma. Ci sono dei riferimenti soprattutto a un villaggio che esiste tuttora dal nome Pro, diciamo nell'Alto Novarese, con le prime propagine delle Prealpi, che viene descritto in tutte le sue caratteristiche. Forti anche riferimenti toponomastici, al punto che la Cameriano, che tutti conosciamo, che sta tra Vercelli e Novara, in realtà sarebbe, secondo Vassalli, come nome originato da Arcus Marianus, cioè arco mariano, cioè un arco di trionfo fatto costruire dallo stesso Mario proprio in onore della guerra dei Campi Raudi. E poi, per finire, dulcis in fundo, uno sposalizio meraviglioso fra uno dei principali paesani di Pro e una ragazza bionda sopravvissuta alla strage dei Cimbri, appunto di antica origine scandinava. I due si amano all'insegna, diciamo, del trionfo della civiltà celto-germanica. Ci sono passaggi commoventi, naturalmente, passaggi che sono dedicati alla battaglia, alla tecnica della battaglia, che lui ricostruisce nonostante tutto quello che abbiano scritto, talvolta anche in termini faziosi, perché la storia, come sapete, viene scritta dai vincitori, e molto spesso gli autori latini, ecco, non diedero onore reale sia all'orgoglio dei Cimbri, ma sia anche appunto a tutti i danni che dovettero subire i Galli, i Celti della pianura novarese vercellese dopo, a causa di questa stessa guerra, di questa stessa battaglia. Ci sono dei passaggi che ricordano alcuni articoli che sono stati scritti anche da me, ma da moltissimi altri padanisti sui quaderni padani negli anni, soprattutto fine anni 90, dove appunto si spiega un fatto che è importante, perché qui uno può dire: ma sono passati 2100 anni, ma sono tutte cose che non ci riguardano più, però è la modalità con cui appunto venivano trattati i Galli da parte dei Romani che ci fa vedere in questo ancora certi atteggiamenti attuali, ci fa vedere certi atteggiamenti, insomma, da parte del centralismo nei confronti della padanità, e in particolare la denuncia che appunto Vassalli non ha paura di sottolineare, del fatto appunto che moltissimi venivano fatti passare per romani, resi funzionari
della struttura mariana o siciliana e fatti passare per funzionari romani, quando invece erano dei Celti che ovviamente erano costretti a essere romanizzati. È una lunga storia che abbiamo già trattato, da queste onde, e che non si deve mai finire di trattare per tantissimi motivi, appunto, nonostante qualcuno continua a storcere il naso o a non capire la faccenda. Ma pensate, se questa faccenda è stata al centro dell'attenzione di un Sebastiano Vassalli, che pur ultimamente sul Corriere è molto impietoso verso alcune scelte federaliste degli ultimi 10 anni, allora vuol dire che c'è, come sempre abbiamo sostenuto, un padanismo di cui non si parla, è vero? Uno pseudopadanismo, un criptopadanismo, un protopadanismo, chiamatelo come volete, che conta anche dei personaggi illustri come lo stesso Vassalli. E se leggiamo questa frase: la pianura del Po è una lavagna su cui sono state scritte infinite storie che poi il tempo si è incaricato di cancellare per scriverne delle altre, e così deve anche essere successo con la madre di tutte le storie, cioè questa dei Campi Raudi. Ecco, se leggiamo una frase di questo genere capiamo che c'è dietro le righe, appunto, la volontà di far capire che bisognerebbe parlare di più della nostra storia, delle nostre tradizioni, e quindi cercare di illuminare dei periodi che poi spesso volentieri libri di testo o altri libri continuano a far passare come una semplice sottolineatura dell'espansionismo romano, ma non è così, ecco. E grazie a Dio esiste un Sebastiano Vassalli che ha ancora il coraggio di scrivere queste storie per una casa editrice importante e affermata come la Rizzoli. Comunque, come detto, poi ritorneremo ancora su questo libro, che sicuramente sarà destinato a far parlare nel bene e nel male molto di sé. Interessante anche, in riferimento ad argomenti padanisti o comunque di conflitto fra nord e sud a livello identitario, creativo e comunicativo, l'articolo uscito ieri sulla 7 del Corriere della Sera di Aldo Cazzullo. Aldo Cazzullo, il giornalista del Corriere della Sera e protagonista della stessa notte elettorale, questa notte appunto, nel commentare i dati che arrivavano, è un personaggio che si è sempre interessato delle tematiche unitarie o della dialettica che caratterizza l'identità italiana. L'ho fatto sempre con molta avvertenza, e adesso si è accorto di una faccenda che noi stiamo denunciando nel senso migliore, di cui stiamo parlando, che comunque ci affascina e ci intriga da molto tempo. L'egemonia del Sud, lui scrive: lo Strega si gioca tra Caserta e Napoli, al Concertone si sentono quasi solo accenti del Sud, non è un male, ma per un artista del Nord è oramai difficile emergere. E già, Cazzullo si accorge. Come Vassalli scrive un libro praticamente padanista, Cazzullo si accorge che c'è una smaccata prevalenza oramai del Sud nella creatività, nella cultura, nell'arte, nel cinema, nella televisione e quant'altro. E dice: non ricorriamo ai soliti cliché, no? Del tipo, appunto, chi è figlio della meravigliosa terra del Sud è più portato a creare, a cantare, a recitare, eccetera. Può darsi, ma non è questo il punto di cui stiamo trattando. Il fatto è questo, che fino a 20 anni fa tutta questa grande macchina che ruota attorno ai mass media e che produce teatro, cinema, cultura, letteratura, poesia, arte di ogni genere, perfino saggistica, era equidistribuita fra le varie parti d'Italia. E devo dire, addirittura, l'ho già detto altre volte, negli anni 60-70 la prevalenza era comunque di attori o di personaggi che provenivano dal nord, dal centro-nord, e quindi avevano alcune caratteristiche, dall'accento, un certo tipo di comportamento, eccetera. Adesso non è più così. Lo dice apertis verbis, no? E quello che più colpisce lo stesso Cazzullo è un fatto che avevo già accennato anch'io nella trasmissione di Cultura Padana, però va rimesso a fuoco. È il fatto che mentre una volta dal Sud arrivavano solo
abitanti o cittadini che si mettevano a fare arte e cultura da Napoli, da Palermo o dalle grandi città, specialmente dalla zona tirrenica. Adesso il Sud è rappresentato in tutte le sue regioni e c'è un grande boom della Puglia. E oggi i giovani artisti pugliesi, scrive lo stesso Cazzullo, portano orgogliosamente la loro regione nel loro stesso nome, che è Cozzalone, Negramaro, Caparezza, eccetera. C'è tutto un sud minore, diciamo, che produce personaggi a sprombattuto anche nel campo della letteratura, nel campo del romanzo, nel campo della poesia, eccetera, eccetera. Io devo dire, e qui non equivocatemi, perché non è un gioco in bianco e nero, il nostro non è fatto di slogan, la cultura non è mai fatta di slogan, è fatta di riflessione. Devo dire che all'interno della logica italiana, tenuto conto evidentemente che una repubblica come quella italiana si avvale di forze che devono venire da tutte le parti, è giusto che sia così. È inevitabile da un lato, perché prima non era così e c'era un disvalore forse a favore del centro-nord negli anni 50-60. È vero che esisteva già il Festival di Napoli, che so in campo musicale, che c'era qualche personaggio comunque interessante che veniva da latitudini a sud di Roma, però prevaleva come modulazione, come accento anche in televisione il centro-nord. Adesso prevale il centro-sud in tutti i suoi aspetti. È un boom senza freno, perfino nel ciclismo vincono tappe gli Aru, i Pozzovivo, i Nibali, mentre una volta li vincevano i Panizza, è vero, i personaggi veneti o lombardi o piemontesi. Quindi è cambiato tutto tantissimo. E devo anche dire, attenzione, continuate a non equivocarmi, devo anche dire che questo è giusto nella misura in cui evidentemente quel tipo di cultura, ecco, che arriva da quelle regioni aveva bisogno di essere rappresentata, era effettivamente sottorappresentata. Pensiamo appunto ai pugliesi che venivano raffigurati semplicemente come coloro che erano immigrati a Milano e sognavano che Milano avesse il mare, nel senso più semplice per dirlo e per farlo. Poi arrivò un certo Lino Benfi, no, lo dico alla pugliese, che sicuramente cominciò a rivoluzionare un certo modo di pensare, di fare anche all'interno della dinamica delle macchiette televisive. Però adesso è veramente il boom, è qualcosa di stordente e chiaramente questo lo dico sempre per onor del vero, perché mi piace interloquire adesso con un Cazzullo che sta dicendo delle verità, anche se poi scivola, ma era da prevederlo, su una battuta appunto del tipo la reazione leghista è sbagliata e controproducente. Vabbè, era da immaginarsi naturalmente che facesse questa concessione, però devo dire appunto che tutti questi film sceneggiati, fiction, televisive, no, ambientati al sud, ambientati in ogni zona del sud, moltissimo ormai anche in Puglia e in Basilicata, in altre zone appunto che persino si faceva difficoltà a conoscere da lontano, dal nord. Ecco, voi sapete, no, questo è un dato di fatto perché accenti in questo mondo, accenti padani se ne sentono sempre meno. Ecco, in un'ottica di una repubblica centralista questo ha ragione di essere. Se qualcuno ha dato troppo prima, adesso deve ricevere di più. Già appunto, puntini, nell'ottica di una repubblica centralista, non di una repubblica federalista, che continuiamo naturalmente a sognare, a auspicare e per la quale combattiamo a livello culturale. Una repubblica cioè dove uno può effettivamente, perché è lecito ed è piacevole, sentire, accendere la televisione e poter godere di un paesaggio di Putignano a mare con l'accento relativo, però può anche decidere di accendere un canale dove per esempio in Lombardia, in Veneto e in Piemonte si sente soltanto l'accento nostro. Ma questo è difficile da far capire, maledettamente difficile. Eppure Cazzullo dice
a margine di quel discorso che avevo accennato anche, e lui l'aveva già scritto sul Corriere questo concetto, la questione settentrionale non riguarda solo la politica e l'economia, ma anche lo spettacolo e la cultura. È quello che diciamo noi da tantissimo tempo, perché se riguardasse soltanto la politica e l'economia non avrebbe reso conto di quello che è il vero idem sentire dei padani, certo dei padani più avvertiti, non perché per forza non sia di generazioni qua, talvolta è un padano che è arrivato da recente che però insomma si sente per certi aspetti più padano dei padani, quindi non è neanche una questione etnica, però voi capite bene che se io la mattina mi alzo e non posso avere informazioni veramente nostre, cultura veramente nostra, spettacoli veramente nostri, eccetera, eccetera, io sono deprivato di un mio diritto, che probabilmente è stato, diciamo, è gravata come questione per il Sud di una volta, che effettivamente era costretto a sentirsi l'accento torinese, anglo-torinese di Mai Bongiorno e quello genovese di Enzo Tortora. Benissimo, d'accordo, e quindi adesso si sta recuperando da quel punto di vista lì, era da aspettarselo. Però naturalmente non è il mondo in cui crediamo noi, non è il mondo in cui crediamo noi non perché non amiamo gli altri popoli, vorremmo sentire comunque le voci di tutti i popoli nella televisione o nei vari canali televisivi, però vorremmo sentire sicuramente anche la voce dei nostri popoli che tanto amiamo e che in qualche modo rischiano veramente di scomparire, di non sopravvivere più, schiacciati tra Roma e Bruxelles, tra il nord e il sud, tra l'impero, come scriveva lo stesso Toni Negri qualche tempo fa, e dall'altra da parte di una forma così di centralismo che temo, dopo i risultati elettorali di ieri, continuerà a imperversare ancora per moltissimo tempo. Ecco, questo concetto di democrazia che evidentemente tutto mischia e dove non si ha la sensazione più dell'identità è qualcosa che sconvolge. E deve aver sconvolto lo stesso Vassalli se poi in qualche modo, o almeno in una parte del suo conscio e in suo inconscio, se si è messo a scrivere appunto questo bellissimo romanzo Terre selvagge. Ecco appunto, ricordate il mio discorso che facevo qualche tempo fa, Le pensée sauvage di Lévi-Strauss, il pensiero selvaggio. Noi abbiamo diritto di riconquistare, di riprenderci noi padani il nostro pensiero selvaggio, che era anche in armonia con la natura, era in armonia con il paesaggio, le nostre terre, le nostre tradizioni, le nostre culture, e queste stanno morendo. E questo è sicuramente molto triste, e bisogna continuare a riflettere su questa brutta faccenda qua, se ci riflettono perfino loro, i Cazzullo e i Vassalli. Dobbiamo in qualche modo farci sentire e far capire che effettivamente non si possono abbandonare delle speranze, dei sogni e dei progetti che sicuramente sono il vero, la vera anima della nostra battaglia, della nostra lotta, del nostro sforzo oramai trentennale. Sentiamo il caro regista. Sì, Quanto Andrea, manca? in merito probabilmente il tempo restante? Sì? Il tempo restante è all'incirca 4 minuti, Andrea. Benissimo. Allora, ricordo l'iniziativa relativa alla Gallia Belgica fra Fiamminghi e Valloni. Potete telefonare per iscrivervi al viaggio di luglio 02 4009 0888 02 4009 0888 oppure 335 54 57 856 335 54 57 856. Per quanto riguarda una posta elettronica, Loredana Pennati, tutto attaccato, Loredana Pennati @fastwebnet.it, e lì potete naturalmente comunicare con noi. Anche questo viaggio è
programmato per scoprire quel lato che evidentemente, insomma, normali viaggi non identitari non permettono di capire, di scoprire, di possedere, diciamo così, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Oltretutto quest'anno non c'è neanche, per i nostri viaggi che di solito facciamo in giro per l'Europa, non c'è neanche il disturbo dell'aereo, perché questo è tutto in pullman, in pullman però dormendo negli alberghi, ma dico trasferendoci in pullman da Milano a Milano, arrivando come estremo nord a Ostenda sul mare del nord. Ecco, quindi naturalmente poi siamo pronti per il viaggio a Rovigo domenica prossima, domenica 1 e lunedì 2, che verrà già stato preannunciato, partenza da via Enrico Fermi dalla stazione centrale alle 7:30, 8 di mattina, per andare a scoprire appunto anche quelle terre, il Polesine, che insomma per tanto tempo hanno fatto parte di sé e sicuramente costituiscono una delle zone più interessanti dell'intero mondo padano. Iniziativa che sta avendo particolare successo, quella poi relativa al solstizio sui Navigli, che sarà celebrato assieme a Roberto Marelli e al suo libro il 22 giugno, il pomeriggio del 22 giugno, domenica 22 giugno prossimo. Quindi l'idea di Arte Nord, Cultura Padana, di festeggiare quest'anno il solstizio d'estate tutti assieme. Ci sono già veramente tantissimi iscritti, con un bel giro in battello sui Navigli per scoprire appunto tutti i tesori a Milano che lì si nascondono, sono davvero tantissimi. Poi con Marelli, che è stato definito l'enciclopedia meneghina, sicuramente ne sapremo davvero molto, ma molto di più. Per il momento è davvero tutto, e ricordo ancora una volta il titolo del libro: Sebastiano Vassalli, Terre Selvagge, Rizzoli Edizioni. Il costo è attorno ai 18 euro, ben spesi, perché appunto ci si rituffa nelle radici della nostra cara, bella, amata Padania. Un grande abbraccio a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Era settembre, il sole tra le nuvole rincorreva il vento, qualche goccia poi cadeva su di me.